Buonasera dalla redazione del TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. E corsa contro il tempo, la Calabria potrebbe ritrovarsi entro 2 settimane senza farmaci salvavita. Incontro urgente oggi tra il presidente Oliverio e il commissario Cotticelli che cercherà una soluzione. Lavori al Mariano Santo, 4 avvisi di conclusione indagini della Procura di Reggio avrebbero gonfiato le fatture, reati ipotizzati, corruzione e frode. Il prefetto di Vibo Valentia ha incontrato questa mattina l'imprenditore che ha avuto il coraggio di denunciare l'estorsione subita da parte della criminalità organizzata. Fatta piena luce sul duplice omicidio di Francesco Raffa e il figlio Saverino, i 2 lavoratori uccisi a Pallagorio nel dicembre 2018, in manette un 62enne del Crotonese. Le squadre calabresi alle prese con il calciomercato a caccia del colpo per la prossima stagione. Successo di pubblico a Cosenza per la notte della comunicazione, l'evento ha chiuso il calendario delle serie d'estate a Villa Rendano. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque la sanità, un'ampia pagina in apertura, corsa contro il tempo per quanto riguarda la questione farmaci salvavita, la Calabria potrebbe ritrovarsi entro 2 settimane senza questi medicinali così importanti e oggi per questo e anche per parlare di carenza del personale il governatore Oliverio ha chiamato a raccolta i prefetti delle 5 province e ha chiesto di incontrare il generale commissario Cotticelli. Dall'incontro vediamo cosa è emerso. Le telecamere non sono gradite. Dell'incontro tra il presidente Oliverio e il commissario Cotticelli in cittadella resteranno soltanto delle foto, ma si spera anche le soluzioni richieste dal governatore ad alcuni problemi della sanità calabrese, esistenti da tempo o emersi con l'entrata in vigore del decreto Calabria. Uno in particolare ha portato Oliverio a convocare i prefetti delle 5 province e riguarda le difficoltà di approvvigionamento dei farmaci salvavita. C'è un problema che scaturisce da una norma contenuta in questo decreto. Come sapete, per quanto riguarda le gare per le forniture e i servizi, con l'articolo 6 si dice espressamente che bisogna fare ricorso all'esterno o a Consip o all'esterno, alle stazioni uniche appaltanti esterne alla Calabria, cosa che io ho contestato in sede di audizione in Parlamento in occasione della discussione e dell'esame dei contenuti del decreto. Questo ha determinato una situazione appunto molto seria per quanto riguarda le gare relative ad alcuni beni che sono di notevole importanza. Mi riferisco per esempio ai farmaci. Ho convocato anche il commissario Cotticelli per esternare ed esprimere questa preoccupazione. È stata utile la riunione perché appunto il commissario Cotticelli ha assunto la responsabilità di trovare soluzioni. Io mi auguro e sono sicuro che le soluzioni si troveranno. L'altro, la carenza di personale, è annoso, ma si è ingigantito con il picco di pensionamenti scaturito da quota 100 e con il solito effetto ferie estive. È una carenza abbastanza evidente di personale che determina una problematicità nella garanzia dei servizi. Ci sono territori che già sono in movimento perché appunto sono servizi che non vengono garantiti proprio perché c'è una carenza di personale che avrebbe dovuto essere rimpiazzato e invece ancora non lo è. Oliverio ribadisce la sua contrarietà al commissariamento ma si mostra collaborativo, poi però ricorda che le aziende sanitarie in questo momento sono acefale, senza guida, senza testa e chiede che l'esecutivo si decida a nominare i commissari. Ne hanno fatti 3 su 7 e i 3 non si sono nemmeno insediati. E ancora per la sanità lo sfogo del commissario Cotticelli che punta l'indice sulle passate gestioni e chiarisce qualcosa sulle assunzioni.
La musica è cambiata in sanità, lo dice alzando i toni il commissario Saverio Cotticelli, l'occasione di incontro con i sindaci del Pollino e dell'Esaro che ieri, come vi abbiamo riferito nei nostri TG, hanno protestato indossando la fascia tricolore. Il generale non si è sottratto al confronto, ha ricordato i trascorsi nell'Arma dei Carabinieri per meglio chiarire il metodo, lo stile, agitare la bandiera della legalità e prendere le distanze dal passato. Hanno fatto della sanità un mammellone da cui succhiare ininterrottamente da anni le risorse. Vogliamo dircela la verità o vogliamo giocare intorno alle altre cose? È un succhiare continuo da un fondo senza fine, poi il fondo finirà e quei soldi male amministrati, rubati, eccetera, poi alla fine li pagano gli utenti. Dopo le dimissioni per motivi personali, almeno ufficialmente, di Thomas Schell, c'è attesa per la neo-subcommissaria della sanità calabrese Maria Crocco. Ieri abbiamo avuto una subcommissaria che è di Cosenza, vi do la notizia, è una signora, una donna, e di questo sono felice, che le donne sono eccezionali, è una signora che ha una grandissima esperienza nella sanità, ha risanato l'Abruzzo, viene qui con spirito veramente missionario, mi coadiuverà e la prima cosa che io le ho delegato ieri stessa al MEF è un piano di assunzioni certo. Infine il nodo delle assunzioni, Cotticelli rassicura, si faranno, certo, ma chiarisce con criterio e spiega quale. Per evitare lotte tra poveri, ho fatto un provvedimento per cui ho prorogato i precari prima al 30 giugno, poi al 31 dicembre e poi in maniera improrogabile. E poi, adesso che faremo il fabbisogno del personale, scorreremo le graduatorie, cioè di coloro che non hanno vinto il concorso, forse perché non avevano l'amico a New York. E scorreremo quelle graduatorie fino alla copertura dei posti. Buone notizie, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica si è riunito oggi a Roma per approvare la delibera del riparto delle risorse per l'edilizia sanitaria stanziate nella legge di bilancio 2019. Si conclude un iter avviato sin dallo scorso anno che si sarebbe dovuto concludere entro marzo. In soldoni alla Calabria sono state assegnate risorse pari a 130 milioni di euro che saranno utilizzate per l'adeguamento delle strutture sanitarie della Regione. Buona notizia, adesso parliamo invece di quello che è stato fatto nel passato con i lavori di Mariano Santo. 4 avvisi di conclusione di indagine della Procura di Reggio Calabria avrebbero gonfiato le fatture, reati ipotizzati sono la corruzione e la frode. Sono 4 gli avvisi di conclusione delle indagini emesse dalla Procura di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri nei confronti dell'imprenditore Antonio Scopelliti, del direttore dei lavori e membro del consiglio direttivo del consorzio Telesio STS SPA, Leone Pangallo, del responsabile della contabilità del cantiere Eugenio Minniti e del geometra dell'ufficio 6 delle opere marittime per la Calabria e la Sicilia del Ministero delle Infrastrutture Paolo Abbagnato. Lo stesso avviso è stato notificato inoltre al consorzio Gico SRL di cui fa parte la S Costruzioni, che ha eseguito materialmente i lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo dell'ospedale di Cosenza nel presidio ospedaliero Mariano Santo. Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio e frode nelle pubbliche forniture, queste le accuse contestate nell'inchiesta coordinata dal procuratore Bombardieri, dall'aggiunto Dominiani, dal PM Angelo Gagliotti. Secondo i magistrati reggini che hanno portato avanti l'inchiesta della Guardia di Finanza di Reggio Calabria per l'esecuzione dell'appalto, venivano forniti infissi esterni non a norma e pannelli non conformi a quello previsto in capitolato, ma anche marmi, stucchi e intonaci di qualità inferiore a quanto previsto contrattualmente, porte non a tenuta stagna, materiali per gli impianti elettrici obsoleti e guaine impermeabilizzanti non calpestabili. Ma non solo, importi gonfiati in cambio
cambio l'imprenditore garantiva ai pubblici ufficiali ristrutturazioni gratuite di case private e traslochi da Reggio Calabria in Sicilia, sempre con i mezzi della ditta impegnata nei lavori di ristrutturazione del nosocomio. Alla conclusione delle investigazioni si è giunti grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali, grazie alle quali i finanzieri della compagnia di Reggio Calabria sono riusciti a ricostruire i rapporti fra gli indagati, ma non si escludono ulteriori risvolti. Sentite questa storia invece, il prefetto di Vibo ha incontrato questa mattina l'imprenditore che ha avuto il coraggio di denunciare l'estorsione subita da parte della criminalità organizzata. Un incontro che il prefetto Francesco Zito ha voluto per rimarcare il fatto come questo sia un esempio per altre persone che si trovano nelle medesime condizioni, ma anche per sollecitare la comunità a trovare il coraggio di denunciare e stare al fianco di chi si affida alla legalità e all'impegno delle forze dell'ordine. Il silenzio in questo caso è da una parte paura, dall'altra parte rassegnazione. La paura si sconfigge in questo motivo, cioè sostituendo al silenzio la parola, e la rassegnazione con la solidarietà. E quello che mi sta succedendo mi rassegno perché non vedo una via d'uscita. La via d'uscita è questa, la via d'uscita è la solidarietà che ricevo da parte della comunità e quindi la possibilità che la comunità intera reagisca a quello che mi sta accadendo. E pensiamo che sia la comunità a dover reagire in questo caso, a manifestare una solidarietà, a dare quelle parole che poi non sono solo parole di conforto, sono parole di condivisione nei confronti dei soggetti che hanno il coraggio di denunciare. Carmelo Zappi, il tabaccaio di Nicotera, ha avuto il coraggio di denunciare gli atteggiamenti estorsivi di esponenti di primo piano dell''ndrangheta mirati a sottrargli i suoi beni e la possibilità di fare il suo lavoro di commerciante. Dal canto suo poi si limita solo a poche parole per dare il senso delle sue scelte e descrivere la situazione in cui vive. È molto importante questo incontro, so almeno che c'è qualcuno che attiene a quello che è successo, diciamo. Bisognava farlo, o io o loro. Adesso invece a Crotone, dove è stato eseguito un arresto nell'ambito dell'inchiesta sul duplice omicidio di Francesco Raffa e del figlio Saverino, 2 allevatori uccisi nel dicembre 2018 a Pallagorio. Li riteneva responsabili del furto subito di un frangizolle, per questo motivo riserbava rancore nei loro confronti e ha deciso di vendicarsi commettendo il duplice omicidio pochi giorni prima della vigilia di Natale. Con questa accusa i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Crotone hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere messa dal GIP a carico di un 62enne Annunziato Le Rose di San Nicola dall'Alto. L'uomo pensionato in passato era un agricoltore. Avrebbe commesso il duplice omicidio in agro di Pallagorio in provincia di Crotone il 22 dicembre 2018. Nell'occasione i 2 allevatori del posto, Francesco Raffa e il figlio Saverino, furono barbaramente uccisi a colpi di fucile. Ad inchiodare l'uomo, oltre alle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, anche le testimonianze di alcuni cacciatori presenti al momento del tragico epilogo, che hanno sentito le urla del giovane allevatore che avrebbe pronunciato il nome del presunto assassino. Senza quella testimonianza immediata, in poche ore avevamo questo nome di battesimo assolutamente raro nella zona, Annunziato, non avremmo orientato in maniera efficace le indagini, non avremmo potuto fare la ricerca dei residui del ciclo di sparo sulle mani e sui vestiti del sospettato, come poi è risultato. Non avessimo avuto quel nome, tutto questo non sarebbe stato fatto. Successivamente i carabinieri hanno effettuato i rilievi sulla scena del crimine a casa dell'indagato, analizzando le prove raccolte e poi inviate ai RIS di Messina. Precisamente le parole che vengono percepite da alcuni testimoni, che poi sono dei cacciatori in appostamento nelle vicinanze, sono: Annunziato, mi stai uccidendo. Questo è importante perché partono le prime telefonate al 112 da parte dei cacciatori in appostamento che avvisano la centrale operativa di Crotone che probabilmente è successo qualcosa di grave. In effetti nel giro di mezz'ora la stazione carabinieri di San Nicola arriva sul posto e trova i 2 cadaveri. Partono i primi accertamenti. A distanza di poche ore dall'evento, parliamo di quasi 5 ore dall'evento, a casa di Annunziato si presentano i carabinieri della stazione col nucleo investigativo e lì vengono fatti i primi accertamenti tecnici. Viene fatto lo stab sulla persona, quindi su Le Rose Annunziato, sui suoi abiti e sulla sua autovettura. Questa distanza di tempo, appena terminati gli accertamenti tecnici, risulterà una prova ulteriore
a dimostrazione di quanto accaduto, perché vengono trovate tracce di polvere da sparo sulla persona, sugli indumenti che lui aveva indossato quel giorno e che aveva lavato, e sull'autovettura, sia sul volante che sul sedile e anche sul sedile passeggero, dove probabilmente quando lui si è allontanato dal luogo dell'omicidio ha appoggiato l'arma. 2 arresti a Vibo per un episodio increscioso. Prima hanno aggredito un ragazzo e poi i genitori che erano andati a soccorrerlo, a capire cosa era successo. Vediamo. Hanno aggredito e rapinato un 16enne davanti all'American Bar in pieno centro città, a 2 passi da Piazza Municipio. Poi hanno picchiato e mandato all'ospedale il padre e la madre della vittima, che si erano recati sul posto per chiedere spiegazioni su quanto accaduto. Gli agenti della squadra mobile di Vibo Valentia ci hanno però messo pochi giorni per dare un nome ai 3 autori del violento pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica. In carcere sono finiti Luigi Federici, 21 anni, Domenico Camillò e Giuseppe Suriano, 25 anni, tutti di Vibo Valentia. I primi 2 già protagonisti di episodi analoghi e quindi recidivi. La procura di Vibo Valentia ha disposto il fermo nei confronti dei 3 giovani e nella notte è scattato il blitz della polizia con perquisizioni personali e domiciliari a carico degli aggressori. A casa di Luigi Federici i poliziotti hanno trovato anche all'interno di un borsello una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa con diverse cartucce dello stesso calibro. Sì, le 3 persone sottoposte oggi a fermo sono delle persone che note agli uffici per aver già comunque posto in essere degli atti se non simili a quelli, diciamo, per i quali stiamo procedendo abbiamo proceduto nella giornata odierna. La nostra risposta è stata immediata perché ritenevamo che fossero anche delle persone ormai pericolose, tant'è che nell'esecuzione del provvedimento di fermo, all'atto di alcune delle perquisizioni che abbiamo eseguito oggi, uno dei 3 è stato anche trovato in possesso all'interno del borsello che aveva anche la sera dell'aggressione una pistola clandestina avente calibro 7,65 con la matricola a brasa. Questo quindi a denotare la pericolosità di queste persone. Le telecamere sono state fondamentali. Questo proprio dimostra quanto siano importanti gli impianti di videosorveglianza privata e comunale all'interno di una cittadina, perché ci permettono subito di acquisire gli elementi che possono appunto darci una mano a ricostruire qualunque tipo di fatto. 7 piantagioni di canapa indiana scoperte dai carabinieri a San Luca. È stata sgominata un'organizzazione dedita alla coltivazione della marijuana. Sul mercato della droga avrebbe fruttato milioni di euro. Appostamenti e riprese video sulle piantagioni di canapa per individuare i coltivatori e risalire all'organizzazione sgominata oggi dai carabinieri a San Luca. Il business redditizio della droga dal 2017 ad oggi, individuate 7 piantagioni, 1500 piante, 67 kg di marijuana per un valore sul mercato di svariati milioni di euro. I militari hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 9 persone, 2 in carcere, 4 ai domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Altri 3 risultano irreperibili. L'indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Bianco con il supporto dei carabinieri di Calabria è coordinata dalla procura di Locri. Dalle indagini è emerso come spesso gli indagati installassero delle fototrappole a presidio delle piantagioni, indossando dei passamontagna per evitare di essere identificati. Accertata nel corso delle indagini la disponibilità da parte del sodalizio criminale di armi, in particolare di un fucile da caccia modificato e perfettamente funzionante. Il territorio, secondo quanto emerso, era cosa loro. Nelle aree circostanti le coltivazioni, ritrovati 3 fucili da caccia e 151 munizioni per fucile di vario calibro. Nel corso delle perquisizioni recuperate e sequestrate nelle abitazioni di alcuni indagati involucri contenenti sostanze stupefacenti. La città dell'Aspromonte e la città di Corrado Alvaro finisce ancora una volta nel vortice della cronaca. Chiudiamo la pagina di cronaca con un ritrovamento di un arsenale a Cessaniti, nel Vibonese. Operazione dei carabinieri della compagnia di Vibo Valentia che, supportati dallo squadrone eliportato Cacciatori Calabria durante un rastrellamento delle aree rurali di Cessaniti, hanno proceduto ad una accurata ispezione di un casolare abbandonato tipico del luogo. Da un'attenta analisi delle intercapedini murarie, dei tetti e delle masserizie, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale di armi e munizioni, nonché ordigni esplosivi, fatti poi brillare dai carabinieri artificieri di Catanzaro. In particolare sono stati rinvenuti un fucile a pompa
pompa calibro 12 con matricola Brasa, una pistola semiautomatica calibro 9 e 2 caricatori, 42 cartucce a pallettoni calibro 12, 100 cartucce calibro 38, 100 cartucce calibro 9x21, 27 cartucce calibro 9x17, 44 cartucce calibro 357 Magnum, 2 cartucce calibro 7,65, 2 bombe carta e 2 passamontagna. Si tratta di un'informazione acquisita dalla stazione di Cessaniti, che è stata sviluppata anche attraverso l'impiego dei reparti speciali, la componente operativa della compagnia, quindi parlo dello squadrone eliportato cacciatori, l'8° nucleo elicotteri carabinieri, il nucleo artificieri di Catanzaro. È stato effettuato un rastrellamento nelle campagne di Cessaniti finché non abbiamo trovato queste armi. Il dato che si registra è la crescente fiducia nei confronti delle forze di polizia e questo ci lascia ben sperare per il futuro. Il comandante della compagnia ha quindi colto l'occasione per sottolineare il lavoro capillare dei militari sul territorio. Non è la prima, ne abbiamo già effettivamente rinvenute altre, abbiamo rinvenuto anche un poligono clandestino di fatto nelle campagne di Mileto. Confidiamo nella crescente fiducia della popolazione, perché comunque stiamo fornendo delle risposte. Abbiamo registrato l'aumento degli accessi in caserma nel primo quadrimestre, un trend che sta continuando anche nel secondo quadrimestre dell'anno. Noi abbiamo stazioni in tutti i paesi, in quasi tutti i paesi del territorio, quindi garantiamo la presenza H24 in tutte le ore del giorno, quindi semplicemente un aumento della fiducia, anche perché stiamo fornendo delle risposte importanti. Successo di pubblico a Cosenza per la notte della comunicazione, l'evento ha chiuso il calendario delle sere d'estate a Villarendano. A Cosenza l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva di Sere d'estate a Villarendano è stato dedicato alla comunicazione, in particolare al ruolo dei social network e alla loro funzione di promozione. La notte della comunicazione, questo il titolo dell'evento, si è rivelato un entusiasmante talk show di oltre 2 ore, condotto da Attilio Sabato, direttore di TEN e autore di Facce da Facebook. Abbiamo pensato di chiudere questa sezione estiva con un libro proprio che riguarda la comunicazione, perché ormai i canoni della comunicazione sono completamente cambiati e questo libro secondo noi poteva essere il libro proprio che racchiudeva un po' tutto il pathos di queste sere d'estate. Sono state tante le domande che hanno trovato risposta, grazie anche agli interventi brevi ma efficaci di numerosi ospiti, tra cui politici, autorità, esperti del settore. Quella sui social è vera comunicazione? I social servono a vendere prodotti o, come sosteneva Barry Day a proposito della creatività, vendono semplici stili di vita e metafore dell'esistenza? I social network come hanno cambiato le nostre relazioni? Quanto di ciò che mostriamo e raccontiamo sui social corrisponde alla realtà? E ancora, come è cambiata l'informazione tradizionale? L'informazione tradizionale fatta dai mezzi tradizionali rimane una informazione certificata. C'è un dato che è di questi giorni, il New York Times ha quadruplicato i suoi lettori. Questo significa che c'è sempre più bisogno di una informazione dove la gente riconosca l'originalità della fonte. Ti scordare di me, la vita mia allenati a te, io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Nel corso della serata, intermezzi musicali curati dall'associazione Polimnia di Luigia Pastore, la lettura di brani particolarmente significativi e la musica jazz hanno contribuito a rendere straordinario l'evento. Adesso la nostra pagina dedicata al calciomercato, vediamo quali sono le novità, i movimenti, le attese. Raffaele Palladino per il Cosenza, no grazie. L'ex calciatore di Juventus, Genoa, Crotone e Parma tra le altre nell'ultima parte di stagione a Monza è stato proposto al Cosenza. Volontà massima di vestire la casacca rossoblù da una parte, il mancato interesse ad intavolare un discorso dall'altra. Il Cosenza vuole puntare su altri profili per l'attacco
e non su Raffaele Palladino. Il Perugia continua il suo pressing intorno a Ahmad Benali, dal Perugia sempre arriva a Crotone come raccontato Mattia Mustacchio per Giovanni Stroppa, un'ulteriore freccia nell'arco del Crotone per volare verso obiettivi ambiziosi, Mariano Del Coll per rinforzare la difesa e il classe 2001 Angelo Capuozzo per la Vibonese. Il Catanzaro resta sulle tracce di De Falco per il centrocampo, il calciomercato che rinforza e che fa la differenza, occasioni e proposte da valutare. E adesso andiamo a Castrovillari per il Festival Suoni che è giunto all'edizione numero 14, vediamo. Tutto è pronto a Castrovillari per ospitare la 14ª edizione di Suoni Festival Etno Jazz, evento nato 14 anni fa grazie all'idea originaria di Gerardo Bonifati e Sasà Calabrese per richiamare il ruolo della mediterraneità e delle contaminazioni tra generi musicali intramontabili, valorizzando altresì i musicisti della nostra terra. Anche quest'anno sarà un'edizione importante di alto profilo artistico, ci sarà una folta rappresentanza degli artisti e musicisti castrovillaresi e altri. È una città che è sempre stata molto vivace da questo punto di vista e pertanto era necessaria una riflessione e una promozione di quelle che sono le eccellenze artistiche proprio di Castrovillaresi. La manifestazione organizzata dalla Proloco cittadina, presidente Eugenio Iannelli, regala ogni anno un misto di emozione e passione, in special modo con l'evento Suoni dell'Alba, con i Castrum Quartet, sonorità etniche che si fondono con i colori dell'alba, e a volte le parole non bastano a chiarire la bellezza dell'evento, necessitano le note che echeggeranno all'interno del Castello Aragonese, location dell'evento di uno dei festival più raffinati e coinvolgenti dell'estate castrovillarese. Un vero e proprio viaggio alla riscoperta di storie passate con uno sguardo al futuro da scoprire, tra la musica etnica campana con la formazione dei bottari della cantina popolare, passando per la melodia jazz di Susan Di Bona. Questo ed altro ancora nell'edizione targata 2019 di Suoni, e quando il sipario si aprirà, artisti e maestri diversissimi fra loro allieteranno queste sere di fine luglio. Dai suoni al silenzio, sorridevo perché stavo leggendo una notizia appena battuta dalle agenzie che riguarda il paese di Crucoli nel Crotonese, dove la commissione prefettizia, dopo lo scioglimento del comune, ha emanato un'ordinanza che vieta di giocare a calcio, pallavolo e calcio balilla, anche giochi ritenuti rumorosi e fastidiosi per le strade. Ci sono anche degli orari da rispettare per quanto riguarda il calcio balilla, ma comunque anche negli altri orari bisogna mantenere l'assoluto silenzio, insomma un paese molto tranquillo. E adesso andiamo a vedere il meteo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Persistono condizioni di bel tempo con clima caldo grazie alla presenza costante dell'anticiclone sul bacino del Mediterraneo. Domani sereno ovunque, temperature stazionarie superiori a 35 gradi di giorno nelle zone interne. Domani Tirreno calmo al più poco mosso, Ionio poco mosso o mosso eccetto il Golfo di Corigliano che risulterà quasi calmo. Venti moderati da nord-est sullo Ionio centro-meridionale, deboli a regime di brezza altrove. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.